Oggi ci troviamo a Gemona del Friuli e vogliamo presentarvi una proprietà veramente molto bella, una villa indipendente con un giardino che la contorna, sviluppata su 4 livelli, di cui 3 fuori terra e uno invece al piano seminterrato. È una casa che è stata costruita negli anni 80, unifamiliare. Adesso vi facciamo vedere un attimino come si sviluppa la parte del giardino esterna e poi entriamo dentro. Venite. Da questa parte vi facciamo vedere il giardino come si sviluppa sul lato destro della proprietà attraverso dei terrazzamenti. Come vi dicevo, abbiamo un'ottima privacy poiché i proprietari hanno scelto anche di creare una bellissima siepe che ci copre dalle case posteriori e affacciano le 2 principali camere da letto della casa. Ci troviamo nella parte alta di Gemona del Friuli e questa location ci permette, anzi permette alla casa, di avere una bellissima vista sia sui monti circostanti che anche sull'intera vallata. Della villa invece troviamo una rampa che ci porta nell'ampio garage e direttamente poi dal garage riusciamo ad entrare in casa accedendo in quello che è il piano seminterrato, dove troveremo taverna, cantina molto ampia che può diventare anche una bellissima area fitness e anche tutta la zona relativa alla caldaia. Entrando quindi nella villa potete notare subito l'ampio soggiorno sviluppato su 2 livelli con una doppia altezza. Molto bello anche perché al suo interno c'è questa colonna centrale con questo camino che ovviamente accentra un po' l'attenzione di tutto quello che è la zona giorno. Da questa parte un'ampia finestratura dà e riporta verso il giardino esterno e verso i parcheggi, mentre invece da questa parte c'è la zona pranzo che è separata dalla cucina. Una cucina molto grande, abitabile, con un terrazzo che dà verso sempre la corte di proprietà e anche con una bellissima vista sulla vallata. La zona notte si divide in 2 piani, direi quasi a mezzati. Questo è il primo, dove troviamo le 2 camere principali con l'affaccio verso il giardino posteriore e il bagno. È una casa molto ben rifinita e questo si vede per esempio anche dal tipo di pavimentazione che c'è in tutta la zona notte, che è in legno massello. Le camere sono meravigliose perché oltre ad avere ognuna un suo bagno, hanno anche una bellissima vetrata con affaccio verso il giardino di proprietà. Da questa parte la prima camera, come vedete, ha un bagno completo con una bellissima doccia ad angolo, finestrato e con tutti i servizi. A parte invece troviamo l'altra camera da letto, sempre parliamo di camere matrimoniali, con affaccio sempre verso il giardino. Invece ha un bagno di sua competenza, sempre parliamo di bagni finestrati, in questo caso anche doppia finestratura, questo invece è completo ma con vasca. L'ultimo piano dove troviamo un'altra camera, un altro bagno e una bellissima terrazza. C'è da ricordare anche che a Gemona del Friuli, nel caso in cui questa casa volesse essere comprata da una famiglia con figli, ci sono tutti i gradi scolastici a partire dalla scuola materna, i nidi, fino addirittura al liceo scientifico. Una camera un po' più piccola, ma sempre comunque matrimoniale, e ha questa bellissima terrazza che viene ricavata nel tetto, una terrazza vasca, con penso una delle viste più belle per una casa che si trova a Gemona del Friuli. Per quanto riguarda la possibilità di visionare questa proprietà, come sempre, attraverso la nostra agenzia, sapete che potete cliccare sul link che trovate qua sotto nella descrizione, potrete visitare la casa virtualmente e scriverci per organizzare una visita dal vivo.